Siamo con Filippo Pagano e Giuliana Ballarini, rispettivamente direttore regionale dell'INPS e direttrice regionale per quanto riguarda la sede di Rovigo. E oggi vengono presentate alle istituzioni, ma anche appunto alla cittadinanza, il bilancio per quanto riguarda il 2023. Com'è questo bilancio e cosa è emerso soprattutto da questi dati per la provincia di Rovigo? Il bilancio sociale che presentiamo quest'oggi fotografa la realtà del 2023, tutta l'attività che l'Istituto ha svolto a livello provinciale, quindi sul territorio, sulla ampia gamma di servizi e di attività che vengono quotidianamente svolte nei confronti dei cittadini, dei lavoratori, delle famiglie, dei pensionati e delle imprese. È un bilancio che vuole dare evidenza di un'attività che si è svolta, porterà tanti numeri che parlano di una sensibile ripresa a livello dell'occupazione, quindi a livello dell'economia anche, fotografa anche il fenomeno ormai condiviso su tutto il territorio nazionale, ma direi anche europeo, della denatalità, che sta portando nel corso del tempo a una gravissima prospettiva, diciamo così, di sostenibilità di quello che può essere anche il discorso previdenziale, e però diciamo i segnali sono segnali di ripresa, di positività dopo la parentesi che speriamo di esserci messi alle spalle ci ha visti tutti coinvolti con la pandemia. Dal punto di vista invece regionale, Rovigo come si posiziona, la sua provincia come si posiziona in particolare per quanto riguarda questi dati che sono risultati? Beh, innanzitutto, come diceva la dottoressa Ballarini, Rovigo ha una sua caratterizzazione. Da un lato c'è un tema che riguarda la specificità della provincia, cioè un livello economico che mediamente è leggermente più basso rispetto alla regione, sia da un punto di vista di popolazione anziana, sia da un punto di vista di natalità, però i segnali di ripresa anche in relazione agli ammortizzatori sociali, che vediamo essere sostanzialmente rispetto alle altre province per l'anno 2023, ma lo vediamo anche in parte per l'anno 2024, in una condizione migliore, quindi vuol dire che ci sono tutte le condizioni chiaramente per una situazione di miglioramento. D'altro canto credo che la realtà di Rovigo, per le sue dimensioni tendenzialmente piccole e per la sua caratterizzazione, è un elemento assolutamente importante per poter fare anche delle analisi rispetto alla nostra società, nel senso che abbiamo una società che si caratterizza per un sistema contributivo che dipende dalle retribuzioni che vengono ovviamente percepite, e quindi potrebbe essere anche la realtà di Rovigo una sorta di sperimentazione o comunque di analisi per capire meglio i fenomeni che in qualche modo ci aspettano. Infatti anche il tema della denatalità, che è nel riferimento 2022-2023 proporzionalmente il doppio rispetto a quello italiano, può essere un elemento su cui riflettere e su cui anche magari immaginare delle politiche.